Ciao, mi chiamo Lorenzo Clocchiatti, ho 20 anni e a settembre andrò ai mondiali di monopattino a Barcellona. La passione per i monopattini l'ho sempre avuta, da quando avevo l'età di 6 anni. Alle medie ho iniziato ad appassionarmi al freestyle del monopattino e ho scoperto che c'era tutto un mondo dietro. E allora ho iniziato a venire in questo posto, che l'ho scoperto grazie a una professoressa delle medie. E ho iniziato a venire qua ogni giorno ad allenarmi per tutto il pomeriggio, fino a che non è diventata una vera e propria passione e speriamo che diventi anche un lavoro. Quando ero piccolo non facevo le acrobazie, ci andavo in giro e basta. Quando avevo l'età di 13 anni ho iniziato a fare qualcosina e a 14 anni mi sono preso il primo monopattino da freestyle, guardando tutorial su YouTube dei trick e di tutto, perché in Italia non ci sono scuole che insegnano queste cose. E da lì è iniziato tutto, da lì ho imparato tutto da solo poi. I trick sono le acrobazie che puoi fare con questo monopattino, tipo girare il manubrio, fartelo girare sopra la testa, girare dove appoggi i piedi, fare le capriole. Questi sono i trick, sono tutti codificati e magari se qualcuno inventa qualcosa di nuovo, il nome del trick diventa il nome del ragazzo che l'ha inventato. La più basilare, che è il tail whip, è stata la prima cosa che ho imparato ed ero felicissimo quel giorno. In pratica si fa girare la tavola sotto i piedi, saltando. In Italia ancora non ci sono competizioni, magari dal prossimo anno spero di sì, visto che dal 7 luglio è diventato uno sport. Però ci sono varie competizioni in giro per il mondo, già fuori dall'Italia. Consistono dove hai una run, ovvero hai 60 secondi per fare più acrobazie possibili dentro lo skatepark e farle il più perfettamente possibile. Mi sono fatto conoscere un po' girando per l'Italia, magari stando anche in skatepark quando andavo in vacanza in altri paesi, andare a visitare gli skatepark, farsi conoscere lì, poi pubblicando su Insta, fare cose belle, video belli, editati bene e da lì i video girano, ti fai conoscere. L'associazione in cui sono è Front Flip SD. Ci sono questi due miei amici che sono presidente e vicepresidente e mi hanno chiamato per partecipare ai mondiali perché si possono chiamare 8 persone per ogni nazione. Hanno chiamato me e altri 3 ragazzi di Belluno e 2 di Trento. Io mi preparo a Treviso, che è lo skatepark più adatto per prepararsi ai mondiali, perché è quello con le rampe più grandi. Se no giro qua, mi alleno un po' nella pool, in queste rampe, perché di meglio non abbiamo qui a Udine. Dovrei allenarmi sempre, infatti ci andavo 2 o 3 volte alla settimana e poco tempo fa sono stato lì 4 giorni che ha pagato l'associazione sotto cui sono. Ci ha offerto me e altri 2 ragazzi che vengono ai mondiali di stare lì 4 giorni, ci siamo allenati per bene e adesso siamo a riposo per evitare di farci male prima dei mondiali. Ai mondiali ci sono delle qualifiche il 23 in cui dovrò sempre fare questa run di 60 secondi e se le passo avrò le finali il 26 dove ci saranno altre 2 run da 60 secondi. Se ti va male la prima puoi rifarti meglio la seconda. Già esserci è la soddisfazione più grande, rappresentare l'Italia in un evento così speciale. E spero proprio di qualificarmi, di arrivare alle finali, sarebbe davvero un gran traguardo. E già andando a Barcellona ci sono tutti quelli famosi che girano lì, ti fai conoscere per bene, è bello. Io sono molto ansioso, devi lasciare l'emozione fuori sicuramente perché l'ansia è quella cosa che ti distrugge, devi essere sangue freddo. Però ovviamente so che là ci sarà gente molto più forte di me, molto più famosa di me, tutt'altro mondo. Secondo me è giusto che sia considerato uno sport perché c'è gente qua che ci lavora ogni giorno e duramente per cercare di diventare qualcuno, migliorarsi e far sì che questa passione diventi un lavoro. In più secondo me ha dei brutti pregiudizi perché il monopattino è visto come uno sport per bambini, un mezzo di trasporto per bambini, ma in verità non c'è solo questo, c'è molta gente che si impegna col monopattino per fare acrobazie e tutte queste cose. La mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici, ringrazio loro che mi hanno sostenuto.